Che avevo 17 anni, ho molto viaggiato, ho studiato al Conservatorio di Groningen in Olanda, anche se io poi mi reputo un grande autodidatta, perché fondamentalmente, diciamo, un autodidatta che deve riconoscenza alle persone che ha incontrato. Il maestro Antonio De Santis per me è stata una figura centrale nella mia vita, perché lui è stato un grandissimo pioniere della computer music, della musica elettronica, parliamo degli anni 50-60, ma era una persona di una apertura totale, e io lo chiamai che avevo 16 anni, gli dissi: maestro, vorrei incontrarla, vorrei studiare con lei, e lui disse: guarda, vediamoci e parliamo. Andai a casa sua, una casa che era praticamente un laboratorio alchemico, cioè era veramente di tutto, di più, addirittura dei robot che aveva costruito lui, quindi lui era un grande esperto di cibernetica. E lui disse: senti, lui parlava napoletano, senti, qua gli allievi in casa mia non ci mettono piede, perché io già è un miracolo che insegno in conservatorio, che per me andrebbero chiusi i conservatori. Se vuoi stare qua, vedi come lavoro e ruba. Se sei capace, imparerai, altrimenti sentiti libero, fai quello che vuoi. Questo omino che era bassino, ma di una cultura pazzesca, perché poi lui, sai, la cultura a volte può essere pedante, può essere opprimente quando diventa nozione o sfoggio fine a se stesso di erudizione, ma quando è viva, quando è trascinante, diventa una cosa meravigliosa. E allora con lui si andava dalla matematica alla fisica quantistica, parlavamo di musica, andavamo a finire sulla cucina, la politica, era un provocatore, mi voleva sentire, quindi mi pungolava, e mi sono reso conto che poi dopo 2 anni che lo frequentavo avevo imparato veramente un mare di cose, ma non solo nella musica, in tante cose, cioè ero veramente, ero maturato, ero cresciuto, e un giorno uscì il bando di questa borsa di studio in Olanda e lui mi disse: ehi, non fare il furbo, non ci pensare nemmeno 2 volte, tu devi andare subito, devi andare, scappa, scappa. E da lì poi è iniziata la mia peregrinazione, perché poi io in nome della ricerca sono andato ovunque, ho vissuto in Olanda, poi un periodo in Francia, un periodo in Austria, un lunghissimo periodo negli Stati Uniti, senza poi insomma parlare poi di viaggi che ho compiuto proprio per capire, diceva Ermete Trismegisto, ciò che è in alto e in basso, cioè le dinamiche che si presentano nel cosmo sono le stesse dinamiche che poi l'essere umano ha dentro di sé, quindi il micro nel macro e viceversa. Secondo me è proprio importante incontrare le persone, avere uno scambio, anche perché questa musica nasce proprio dallo scambio energetico, è una musica che un attimo prima non esiste. Nasce nel divenire, che si crea, è una musica che viene composta nel momento che la si suona, ed è una musica creativa che appunto si genera e si alimenta, e non è una musica che faccio io. È una musica nel quale io sono un'antenna, una specie di ponte tra i mondi e ovviamente il braccio meccanico che la realizza, perché ovviamente io sono il manovale, il muratore che costruisce questo muro, però in realtà gli architetti, i progettisti e anche chi sponsorizza con la materia prima sono tutte le anime, sono tutte le persone che partecipano a questo rito. Questo è il motore, quindi una ricerca, la ricerca continua, il ricercatore che si mette
al lavoro, però con un amore, con gioia, cercando di coniugare questo mondo, che è il mondo fisico che ci circonda, con una dimensione che è quella spirituale, quella dove tutti siamo connessi in un unicum. Nel mio piccolo, che sono un piccolo granello di sabbia, fare musica, il portare al pubblico questa idea di musica, in realtà è anche tutto questo, è tutto quello che c'è dietro, è questa voglia di condividere e di trasmettere e anche poi di recepire. Questo è il primo album che bisogna partire da zero per quanto mi riguarda, quindi sto da solo che navigo in questo mare sconfinato della musica, del suono, attraverso vari strumenti di varie tradizioni e di varie epoche, e spero nel futuro di poter aggregare anche dei compagni di viaggio, degli ospiti, fare un disco collettivo con altri musicisti e aprirmi al mondo e alle varie culture. Questo è il metodo per dirti, sai che usavano Chi? ma tutti, da Miles Davis, Sai che... facevano esattamente questo, facevano suonare lo so, tutti, allora addirittura loro lo facevano sull'analogico, questo lo trovo straordinario. facevano. Ma avere il disco è stupendo, avere questa opzione creativa dove praticamente il processo di editing parte dalla composizione e poi il mix chiude. Questo disco non è un disco di grandi dinamiche. No, ma proprio per quello, capito, però prendere fotografie Forse particolari. di molte dinamiche, non di alte dinamiche, ma di tante dinamiche. Ma poi andare nei particolari, capito? Con la lente di ingrandimento. La lente di quella è ingrandimento è quello. Queste sono tante falamberie, perché pure il jack deve essere quello specifico, il microfono, cioè c'è una ricercatezza che all'occhio dei profani può sembrare quasi no, dice ma caspita che menate, invece no, è centrale perché tutto il progetto è appoggiato sul suono, sulla sonorità, e la sonorità è tutto, e quindi c'è proprio la ricerca massima, completa di particolari e di avere proprio il massimo enhancement da tutte le parti, da tutti questi piccoli tasselli che andranno poi a creare il mosaico. forse un po' più alta. Leggermente forse. Qui intorno ci saranno tutti gli strumenti disposti, microfonati, ovviamente è un lavoro di ore, ma prima di entrare in questo cerchio magico, ovviamente io cercherò di fare tabula rasa mentalmente. Tanto questo qua si tratta solo di settare bene, perché una volta che hai settato tu accendi, metti rec e vai, capito? Non è che chissà quale lavoro c'è da fare poi. No, il problema è pensarlo prima. Pensarlo prima, è tutto là, è tutto Pensare là. in modo che tu Sì. possa controllare tutto. Sei tu che dici, voglio particolare, voglio questo, voglio PPP rumore. Sì, Pasquale, eccezionale. Con il microfono da lì Sì. ti metti la sedia che quando suoni So che le corde, tutte le cose. giri. Sì, giro, sì. E prendi la cosa. Sì, ottimo. Questi erano solo 6 pali di ferro con un tetto di ferro per mettere il fieno. Questo è stato teoricamente una fortuna perché dovendo farlo da zero è un po' più facile. Qui ci sono, cioè, un muro interno retto dai pali, poi c'è un vuoto con del materiale che mi hanno fatto mettere e poi un altro muro esterno. Quindi sono come una casa dentro una casa. Le pareti non sono mai parallele,
sono sempre movimentate, sono, guardi, dei vegetali fossilizzati. Vedi? Si vede proprio. Perché al contrario del tufo o di altre cose, risponde molto molto bene sulle frequenze alte. Pavimento fatto in parquet, però pure questo prima di gettare l'autolivellante c'è un materiale, c'è un'antivibrazione, nel senso che il pavimento, qualunque cosa io faccia, non dà vibrazioni al muro, non si toccano in nessun punto. Mentre questi qui sono sempre cose per creare come fosse un piccolo riverbero, e tutti i tagli sono fatti di spessore e di lunghezza diversa proprio per muovere sulle frequenze. Qui c'è la stanza del pianoforte. Che è fatto per tenere sempre lo stesso livello di umidità. In questo momento mi sta dicendo, vedi che sta aggiungendo acqua, umidità. Questo è fatto apposta per far sì che il legno del pianoforte possa, cioè non debba subire sbalzi forte di livello di umidità, oltre che di temperatura, sia per il suono ma sia per la struttura del pianoforte fare dei danni. Avere un grado di umidità più stabile possibile è una cosa che fa molto bene a tutti gli strumenti a legno, non solo al pianoforte, chiaramente anche ai violini, contrabbasso, tutti gli strumenti a legno. Non bene. Poi qui chiaramente si può suonare sia sul soppalco che sotto. Questo è stato pensato e suggerito dal padre di Rita, Sergio Marco Tulli, che era il fonico di Morricone, Nino Rota. Sul soppalco si può mettere una sezione sopra, una sotto, eccetera eccetera. Questa era una cosa che lui aveva visto in uno studio a Parigi. Possiamo andare a vedere la regia? Questa stanza è completamente staccata da tutto il resto di dove si suona. Non ha niente in comune, nemmeno un muro. E facendo così si evita appunto di mettere fra le varie divisioni molto amianto, piombo, tutto quel materiale lì. Gli altri, tutte le varie stanze si vede da uno schermo, perché ogni stanza è controllata con delle videocamere e si può decidere se vederne una, vederle tutte e quattro, perché ci sono altre stanze anche di sotto. Poi vabbè, si lavora qui principalmente come registrazione su computer, però si cerca sempre di registrare a alto livello
pure ora il disco lo stiamo facendo 24 bit 88 kHz. Diciamo fra 16 bit e 44 e 100, 24 e 88 la quantità dei dati di un file è il quadruplo. Quindi è come dire ho una fotografia a 600 righe o ho una fotografia a 2400 righe, è la stessa differenza. Questo è uno dell'alimentatore del mixer e questo invece è un compressore a valvole dello studio EMI di Londra che è usato molto il periodo Beatles, Pink Floyd. Poi qui ci sono altre cose, sempre compressori, equalizzatori, riverberi, eccetera, eccetera. A prenderla. Sì, no, quelli sono tutti trattamenti. Lo so, però dobbiamo trovare delle posizioni perché sennò il contrabbasso non ci arriva. Sì, no, va tutto Devi posizionato. sempre considerare che lui deve avere la possibilità di muoversi. Sì. Ok, va bene, per me va bene così. Questo va bene, Pasquale. Allora, lo scocciamo così? Sì, sì. E questa. Puoi arrivarci pure da qua, capito? Sì. Tu vuoi sapere che cosa fa il sound engineer, di cosa mi occupo io in questo progetto? Oltre a posizionare i vari strumenti in maniera adeguata attraverso l'uso dell'acustica della sala, come ben sai Pasquale ti ha spiegato le caratteristiche di questa sala, e poi il posizionamento dei microfoni in modo tale da non avere interferenze di fase tra i vari microfoni, in quanto vengono posizionati alcuni microfoni prendono tutto il setup delle percussioni, un altro microfono prende diciamo tutta la parte della cordiera, diciamo delle chitarre, dei liuti, e l'altro microfono genera un loop che attraverso questo loop verrà mandato nel computer e insomma, vabbè, stack. Cioè, a me non piace tanto parlare di me, di quello che faccio, cioè alla fine chi è del settore capisce che certo è difficile parlare di se stesso, cioè io ho questo non tabù, però diciamo un po' di privacy. Non lo so, cioè non è che vado in giro spalmando il mio curriculum. Io sono diplomato in clarinetto, musica elettronica, e quindi nasco come musicista. E poi il mondo dell'audio mi ha sempre appassionato fin da piccolissimo, e quindi attraverso poi un percorso musicale è sopraggiunta questa voglia matta di studiare ancora più in maniera approfondita l'audio, e quindi da lì ho preso un diploma in musica elettronica e mi sono sempre più appassionato alla registrazione audio e poi lo studio della musica elettronica ti porta anche a creare delle composizioni elettroacustiche quando hai diciamo il compito di registrare dei musicisti che suonano, e la cosa bella è riuscire a captare diciamo le loro sensazioni, le loro
emozioni che provano durante la performance e riuscire a captare attraverso un'ottima registrazione audio, e questa è la cosa difficile del sound engineer, perché spesso a volte diciamo chi registra, chi ascolta dall'altra parte non riesce a captare queste informazioni, e saper cogliere i vari stati emotivi del musicista attraverso una registrazione, questo è una cosa molto difficile. Ci vuole molta pazienza e seguire tutte le loro esigenze a volte porta ad avere... vabbè, no, lasciamo stare. Vabbè, ci vuole molta pazienza in questo lavoro. Il segreto di un bravo sound engineer, sapere ascoltare. Una alle 4 di mattina, quindi alle 4 bisogna iniziare. Una alle 11 di mattina, una alle 15:30, una alle 19:30 e una alle 24. Ma domani possiamo fare quella delle 11 e quella delle 19. Io poi stasera farò molto tardi qua dentro perché mi devo fare tutti i trattamenti, devo vedere uno per uno.
Vi sia musica e canto davanti a te, getta alle spalle tutte le pene e vivi nella gioia, fino a quando noi faremo un viaggio verso il mondo che ama il silenzio.